Assessore Piparo, quali novità per lo stadio Esseneto? Si parla di questo impianto di illuminazione a breve, ci aggiorni? Sì, io questa mattina prendo il giornale, ho visto che qualcuno ha dato la notizia prendendo spunto dall'albo pretorio nostro. Io mi sono riservato nel comunicare questa novità perché ancora siamo in attesa del decreto. Non è altro che un progetto di fattibilità tecnico-economica che riguardava la nomina del RUP, il responsabile unico del procedimento, e oggi seguirà quella del progettista. Stiamo andando avanti con serietà e soprattutto cerchiamo di non millandare e di non dare notizie che poi non potrebbero trovare una sua realizzazione. Siamo convinti della nostra attività, del buon andazzo della nostra attività, e sicuramente porteremo in porto quei certi risultati che ad Agrigento mancano da 60 anni. Per ciò che riguarda la piscina ci sono tantissime polemiche su questo impianto, insomma quali sono le difficoltà? Gli agrigentini rivogliono l'uso della piscina. Penso che polemiche solo di chi è abituato a fare cortile e che è abituato a distorcere la realtà. Penso che non c'è nessuna polemica perché dopo la delibera di giunta che abbiamo fatto e abbiamo finalmente messo a posto le carte e abbiamo dato l'opportunità al gestore di avere una carta per poter procedere all'acquisto di questa benedetta caldaia. Il gestore si è mosso in questo senso, siccome non è una caldaia che costa 150 euro ma costa ben 90.000 euro e non si trova al supermercato. È una caldaia che la trovi in fabbrica, è stata già ordinata, la stanno realizzando e sicuramente nel più breve tempo possibile, anche nell'interesse del gestore, verrà installata e la piscina finalmente verrà riaperta. Il palazzetto polifunzionale del campo sportivo è pronto, ma ancora le società sportive l'aspettano, la pallamano, altre aziende. Perché non chiudete questo affidamento? No, la palestra distrettuale, voglio fare una precisazione, è stata, che sono stati affidati i lavori a giugno, i lavori stanno terminando, una volta terminati i lavori faremo una conferenza di servizio e la palestra sarà ridata finalmente dopo 11 anni alla città di Agrigento. Le strutture di Villa Seta incomplete, c'è qualcosa in questo senso? La struttura di Villa Seta ci stiamo lavorando perché abbiamo molta calma al fuoco e vogliamo, come le dicevo prima, concretizzare, andando con una scaletta seria e che porti risultati veri, non risultati solo propagandistici.